ho girato praticamente dalla Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, insomma tantissime nazioni a carattere europeo, anche nei paesi dell'est. Ti posso dire che mi ha arricchito in maniera incredibile, insomma sto studiando il calcio a carattere internazionale. Benissimo, andiamo un po' più nel merito. C'è questo sogno adesso che si sta vivendo con il Cagliari, no? Queste partite, questo inizio veramente formidabile. Adesso vorrei una tua opinione su questa squadra che già stai seguendo, su questo bellissimo inizio. C'è tanta euforia anche per quanto riguarda il Cagliari Calcio in Sardegna, ma non solo, anche tutti gli immigrati, i circoli sardi che sono sparsi un po' per l'Italia, ma per il mondo, sono molto in fibrillazione per questo inizio proprio scoppiettante del Cagliari. A te la parola. Sì, Ugo, insomma, hai detto bene tu, è un Cagliari stratosferico, c'è anche grande entusiasmo. L'altro giorno mi hanno chiamato da una mittente cagliaritana e mi hanno proprio chiesto: ma non è che i media stiano un po' esagerando, almeno per quanto riguarda la stampa della Sardegna, stiano un po' esagerando con questo grande entusiasmo? Insomma, mi pare anche logico e giusto, caro Ugo, festeggiare questo terzo posto. Insomma, eravamo abituati sempre a lottare per la salvezza, tranne gli anni passati prima ai tempi di Gigi Riva e poi ancora in quelli più recenti quando c'era allenatore Carletto Mazzone. Insomma, andammo a giocare in Europa con il presidente Massimo Cellino. Insomma, fu anche un po' fortunato proprio Massimo Cellino, che acquistò il Cagliari e dopo pochissimo tempo riuscì a conquistare chiaramente l'Europa. È un Cagliari che è stato costruito molto bene, è un Cagliari che con Giulini finalmente ha deciso di investire tanti soldoni dopo la vendita di Barella, del grande campione, ormai io lo chiamo così, non me ne voglia Conte, anzi lo ha un po' criticato e mi ha dato anche un po' noia questo atteggiamento di Conte, che è un grandissimo allenatore, però dire insomma che Barella, l'Inter non è forte perché abbiamo giocatori come Barella che vengono dal Cagliari, questo mi ha dato davvero molta noia. E poi tra l'altro lo ha smentito immediatamente Ugo con il gran gol che fece proprio la domenica successiva in campionato. Tornando ovviamente al Cagliari, è un Cagliari che è stato costruito, perché Giulini ci crede veramente, per fare un campionato diverso da quello degli anni precedenti. Ha investito 50 milioni di euro, i soldi recuperati dalla vendita di Barella sono stati reimpiegati per l'acquisizione di giocatori davvero formidabili, giocatori che provengono dal Sud America ma anche da altre nazioni. Uno fra tutti è Nandez, che è stato l'acquisto più costoso della storia del Cagliari. Insomma, dobbiamo dire la verità, sta giocando un calcio stratosferico, un calcio che ci sta facendo divertire e sta facendo divertire anche loro stessi, perché Raja Nainggolan, che è tornato a Cagliari per questioni, lo sappiamo, anche familiari, questioni anche di cuore, ha rinunciato, diciamo la verità, anche a tanti soldoni, è venuto a Cagliari e sta trascinando letteralmente la squadra cagliaritana in questa bella favola. Io dico sempre, non voglio più svegliarmi, sto vivendo un sogno, così come tutti i sardi e così come tutti gli emigrati che da lontano, te lo posso garantire, perché io quando vado all'estero vado anche a trovare i circoli dei sardi e loro sono addirittura più innamorati di noi, di quelli che magari dei tifosi che sono più vicini alla squadra. Per cui davvero una favola straordinaria. Speriamo che questo sogno non svanisca prestissimo. Senti, volevo entrare un po' nel merito del gioco, come gioca il Cagliari, no? Nel modulo. Che cosa c'è di diverso quest'anno che fa di questa squadra uno spettacolo, diciamo, nel gioco? Ma vedi Ugo, io non sono un amante del calcio, a me non piacciono queste formule tatticistiche con i numeri 3-4-3, 4-5-1, a me questo poco importa. Io quando vedo il calcio devo vedere giocatori che hanno voglia di mangiare l'erba nel prato degli stadi, e quest'anno il Cagliari ha davvero dei giocatori tecnici ma anche giocatori che hanno voglia di arrivare. Ha un centrocampo il Cagliari che se lo sognano, credo, ormai tutte le squadre, anzi dico che se il Cagliari oggi giocasse contro la Juventus in questo momento di forma così esaltante, credo che anche i campioni d'Italia possano temere il confronto con il Cagliari, perché abbiamo battuto l'Atalanta, che era la squadra più in forma, tra le più in forma in assoluto, e visto come ha vinto il Cagliari a Bergamo, e poi questa vittoria contro la Fiorentina non è una squadretta, l'ha letteralmente annichilita con un gioco straordinario. I centrocampisti possono magari giocare una domenica 3-4 centrocampisti, poi Maran è molto bravo a gestirli, la settimana successiva fa il turnover e il modulo del Cagliari non cambia, e questo veramente è una forza straordinaria. Ho degli amici ormai in tanti anni che giro
ex calciatori di Serie A, Montorfano, Nicoletti, Finardi. Sono stato da poco da Rampanti a Torino, ricordiamo Rampanti nato qui a Carbonia ed è innamoratissimo di questa nostra città. Sono stato ospite suo qualche settimana fa a Torino per Torino-Cagliari, poi il giorno dopo mi ha anche portato a vedere il vecchio stadio Philadelphia del grande Torino. Ebbene, Rampanti mi ha detto è un Cagliari che quest'anno, non dico vinca lo scudetto, ma possa ambire a posizioni davvero molto molto in alto. Non dico magari Champions League, ma la Europe League secondo me il Cagliari a questo punto, per come sta giocando, potrebbe assolutamente centrarla. Senti, volevo chiederti il giocatore che più ti ha colpito in questo inizio di campionato. Beh, sicuramente a me piace moltissimo Pellegrini, che lo stesso Giulini ieri in un'intervista diceva peccato perché non è del Cagliari, ma Pellegrini è un grandissimo giocatore, avrà un grandissimo futuro in nazionale, è di proprietà della Juventus, già nella scorsa stagione giocò alla grande col Cagliari ed era di proprietà della Roma, poi i campioni d'Italia se lo sono accaparrato e lo hanno dato in prestito al Cagliari. Questo è un giocatore davvero formidabile, però su tutti, devo dire la verità, Nainggolan lo prende per mano i compagni, lo ha detto anche il campione Magic Box Zola qualche settimana fa. Nainggolan è il valore aggiunto del Cagliari. Ecco, bellissimo. Dunque, prossima partita con il Lecce in notturna 20:45, come si affronterà? La squadra sta benissimo, secondo te ci voleva questa sosta oppure... Ecco, mi hai anticipato, volevo dirti questo, peccato perché c'è la sosta, spesso e volentieri non agevolano le soste, il Cagliari deve stare tranquillo, deve stare unito, determinato, umile, deve stare umile. Da poco hanno fatto ad Asseminello un bellissimo pranzo a base di carne argentina e sudamericana, insomma questo per fare gruppo, hanno arrostito loro, i giocatori stessi lì ad Asseminello, hanno mangiato col presidente Giulini in una tavolata fatta sul prato, sul Manterboso proprio lì di Asseminello. Ecco, queste cose servono proprio per aggregare, per fare gruppo. A Lecce non sarà facile, te lo dico Ugo, perché seguiamo il Cagliari da tantissimi anni, sono le partite più difficili, quelle contro le matricole. Ormai il Cagliari non è più una novità e quindi ci aspetteranno col coltello tra i denti, così come capitava magari al Cagliari negli anni passati, e quindi il Lecce è una squadra che deve cercare di centrare la salvezza. Non sarà una partita facile, ma il Cagliari diciamo con pazienza secondo me potrebbe portare a casa un altro risultato utile, non dico la vittoria ma almeno un pareggio. Per te andrebbe bene, anche se per tutti ovviamente, il Cagliari arrivasse in zona Champions oppure in Europa League, no? Dovresti seguirla anche in Europa, ecco. Sì. Sarebbe un sogno anche per te. Sarebbe un sogno, il sogno veramente che ho da bambino, mi emoziona anche, devo dire la verità, ho seguito ormai tante squadre, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Chelsea, chi più ne ha, chi più ne metta, insomma il Paris Saint-Germain, tutte le squadre più importanti al mondo, perché poi sono le squadre più importanti al mondo, le ho seguite in questi 4 anni, ma vedere il Cagliari giocare in Europe League o in Champions League, andare lì magari a fare il servizio per la mia emittente televisiva sarebbe il massimo. Ecco, adesso attualmente di che cosa ti occupi? Adesso io come 4 anni fa ho fondato la mia televisione che va sul web e mi appoggio poi ad un'agenzia di Milano, un'agenzia della mia carissima amica Patrizia Tagliavia, che saluto naturalmente e che mi permette chiaramente di girare un po' tutta l'Europa anche per questioni naturalmente pubblicitarie, e poi diciamo che la sua agenzia è legata anche a Mediaset sul web, perché devi sapere che ultimamente Mediaset sta incrementando notevolmente anche il lavoro sul web, per cui molti servizi che io effettuo per la mia emittente, per l'agenzia, e poi passano anche ovviamente sul web su Mediaset. Devo precisare che non mi occupo più solo esclusivamente di sport, ma anche naturalmente di turismo, anche di enogastronomia. Vado a visitare spesso e volentieri anche ristoranti italiani e sardi, faccio dei servizi anche nel campo dell'enogastronomia, campo culturale, per cui si è allargato un po' il mio lavoro. Benissimo, senti, volevo chiederti di che impressione, che emozione hai avuto a seguire il Barcellona di Messi. Beh, fantastico Ugo, devo dirti la verità, in uno stadio da 100.000 spettatori, alla fine sono 100.000. Una curiosità ti dico, mi ha impressionato un po' in negativo il fatto che allo stadio non c'è un tifo strepitoso come può esserci magari a Madrid, no? Perché ho seguito anche il Real Madrid. A Barcellona c'è più silenzio, sì, c'è la curva che fa il tifo con le bandiere, sembra un po' di essere a Cagliari perché è solo rosso-blu i colori sociali del Barcellona, però è una cosa un po' irreale, perché la metà dello stadio, ci sono 100.000 spettatori, 50.000 sono turisti che vanno a Barcellona
Barcellona per vedere la bellissima città catalana, straordinaria, e poi chiaramente vanno anche a vedersi la partita del Barcellona, perché chiaramente è la squadra simbolo, la squadra di Messi, no? Questo piccoletto è una pulce, proprio piccolissimo, ma è veramente un peperino incredibile, fa delle giocate straordinarie, anche se poi io sono più estimatore, devo dire la verità, di Cristiano Ronaldo, che ho visto giocare sia con la maglia del Real Madrid, ma chiaramente anche con la maglia Juventus, e Cristiano Ronaldo secondo me è una spanna superiore a Messi, anche se stiamo parlando di due campionissimi. Senti, un appunto una tua opinione sul calcio inglese attuale? Calcio inglese è straordinario, Ugo, devo dirti la verità, io sono stato in moltissime partite sia di Premier League che di Championship, ho seguito anche il Leeds di Massimo Cellino, sono stato ospite suo per ben 3 volte proprio lì a Leeds, è un ambiente straordinario, un ambiente veramente ti regala emozioni, perché sono partite completamente differenti da quelle italiane, lì si gioca proprio per far gol, si divertono, partite che finiscono 5-4, magari sta perdendo una squadra 3-0 e negli ultimi 10 minuti fa 3-3, è un tifo pazzesco, veramente ti trascina, è un calcio giocato a tutto campo e a me questo piace in maniera incredibile. Allora invece per quanto riguarda Belgio-Olanda lì siamo un po' diversi come sì. gioco, come tifo. Sono stato proprio quest'estate con la squadra campione del Belgio, ospite del Genk, tra l'altro ospite anche di una radio italiana, avrei seguito anche la diretta che ho fatto proprio lì, da Radio Internazionale Genk, saluto tutti gli amici di Genk, e lì è un po' un calcio differente, comunque il Belgio è cresciuto in maniera esponenziale, e una curiosità, proprio a Genk è praticamente una città che è una colonia italiana, ci sono circa 30.000 abitanti nella città, tutti italiani, e fanno tifo quasi in italiano proprio allo stadio, uno stadio bellissimo da 60.000 posti, e in effetti gioca anche la Champions League, quindi stiamo parlando comunque di una squadra davvero ad alto livello, bellissimo. In Olanda ovviamente invece lo stadio principale, quello di Amsterdam, sono stato anche lì, e insomma l'Olanda lo sai benissimo, e poi torniamo indietro ai tempi di Cruyff, era un'Olanda stratosferica, e insomma davvero un calcio totale. Senti, un'ultima nota sul calcio internazionale, volevo chiederti qualcosa sul Celtic di Glasgow, no? Bellissimo, anche lì veramente ho delle emozioni incredibili, tra l'altro avevo assistito proprio nella partita con la premiazione della squadra che vinse il campionato, il Celtic di Glasgow, sai che benissimo che lì ci sono anche i Ranger ed è la partitissima, il derbissimo proprio, no? È anche quello uno stadio storico, ma poi di bello c'è quando vai lì in Inghilterra, in Scozia, lì non è come qua in Italia che spesso volentieri vai a vedere lo stadio, ti dicono ma chi è lei, cosa fa, cosa deve fare. Lì non ti fanno domande, lì, Ugo, lì ti accettano, ti abbracciano. Pensa col Chelsea, addirittura racconto questo aneddoto, sono stato lì nel museo del Chelsea, allo stadio del Chelsea, a un certo punto lì con l'accompagnatore nel museo dissi che io praticamente venivo dalla Sardegna e quindi Gianfranco Zola era nostro fratello. Ugo si è inginocchiato davanti a me perché per loro Magic Box è veramente un dio, per cui ti dico questo, basta dire sono sardo, loro subito Gianfranco Zola, e si inchinano davanti ai sardi, incredibile, bellissima questa cosa. Senti Renato, volevo chiederti anche di questo campionato che sta effettuando il Carbonia, tu hai seguito migliaia di partite anche del calcio regionale ed è una novità bellissima per quanto riguarda il campionato di eccellenza, ha iniziato molto bene il Carbone quest'anno. Dobbiamo essere felici di avere finalmente una squadra ad alto livello, costruita molto bene dal direttore generale Checco Fele, abbiamo un allenatore Andrea Marongiu davvero bravissimo, devo anche dirti che ogni venerdì, infatti questo pomeriggio sarò allo stadio perché col mister ormai abbiamo acceso questa sfida, ogni venerdì io vado lì, insomma porto fortuna al Carbonia, finora non c'è stata nessuna sconfitta e quindi come sempre oggi alle 14:40 sarà allo stadio per l'intervista ad Andrea Marongiu. Carbonia che sta disputando un grandissimo campionato, in quest'ultima partita ha pareggiato, poi anche c'è stata la partita di Coppa Italia, un altro pareggio fuori casa contro l'Arbus, poi ci sarà la partita di ritorno, stiamo parlando comunque della semifinale di Coppa Italia. In campionato ci sarà da lottare proprio come dice Andrea Marongiu, ma il Carbonia ha 5-6 giocatori che possono fare la differenza in questo campionato, addirittura provengono dalla Serie D e dalla Lega Pro, qualcuno anche esperienza in Lega Pro, per cui ci auguriamo davvero tutti, Ugo, io, te, così come tutti gli sportivi di Carbonia, di rivedere il sodalizio bianco-blu nella prossima stagione nel campionato nazionale dilettanti. Ribadisco che sarebbe bellissimo
per il Carboni ritornare a giocare al di là della Sardegna. Certo, noi abbiamo anche questi bellissimi ricordi da studio, tu radiocronista, eccetera, delle partite addirittura nella Serie C. Ricordi bellissimi, Ugo. Speriamo che possiamo riviverli, ecco, nel ce l'auguriamo. Del Carbone. Allora, caro Renato, noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, ma ti do l'ultima frase, l'ultima parola a te per concludere. Sì, allora l'ultima parola intanto che lo sport del calcio, ma soprattutto lo sport in generale è bellissimo, ci ha regalato sempre tantissime emozioni, a me e a te posso dire che sei stato colui che ha creduto in me quando ero ragazzino e mi emoziona. Per cui ti dico grazie. Niente. E non dico altro. È stato un piacere, è sempre un piacere seguirti nelle tue radiocronache, sei diventato veramente un professionista. Io ti ringrazio intanto per la tua gentilezza di essere ospite qui nella trasmissione del mattino di Radio Luna dedicata al magazine che, lo sai, si parla di informazione, ma ho voluto averti qui oggi ospite per parlare di calcio del Cagliari e anche di calcio internazionale. Sei diventato veramente espertissimo di calcio internazionale. Grazie mille Renato. Grazie a te Ugo, davvero, a prestissimo, buon lavoro. Grazie di cuore e complimenti. Grazie. Allora, un attimo solamente per le ultime da Radio Luna Carbonia.